commercio soprattutto, Valtteri. Commercio o come che lo fa? No, intanto perché cosa parla più o meno di come chi lo faceva e sono riuscito a capire più o meno, ma adesso. Quando si fa le aeree. Chi faceva le aeree dopo. Ma come si fa a cominciare? Come chi fa cominciare? Dai, lo sentiamo, che dai, mi dite come si cominciare. Il mio caso ha detto, ma vediamo se corrisponde. Fa un quadro, no? No, una piazza, un aereo, no? Come si dice? Sì, e dopo cominciai a fare così con i denti. Cosa si può fare? L'altro scavè. Ma sempre accatastando uno solo che altro? No, in piedi. Dopo? Piedi così. Dopo così. Così in piedi. E dopo c'era qua un altro. Così. Sì. Vedi? Sì, ma poi il castellotto in mezzo è sempre posando così da questi? Sempre su, fino in cima, fino sempre, a 2 metri. Non che fosse dei pai impiantati anche in mezzo? Niente, niente, stava così, supposto, metteva legni tutti così, piccoli. Ma ora lì, e per far stare dritti così, da come facevi stare? Che mi si rovesciasse? No, dice che chiama un quadro, insomma, se fa il castello così, così su 1 metro, no? Perché con quei bacchetti piccoli già si taglia così, di mezzo metro. Poi si fa questo quadrello e si viene su e dopo si può scavare i primi, finché le è così. Dopo si va su ancora un altro metro e dopo si poi ancora gradi piccoli da piano, così, finché le su. Ma gli ultimi del sora il secondo scavesse, dico mai, fa fare il testing, o sbaglio? Ah, il testing, sì, il testing. Con cosa come ieri quei? Erano diversi quei piccoli? Piccoli? Sì, ma allora si comincia perché col bien grande, col bien grande, che là magari 10 metri di circonferenza, insomma. Poi sulla testa la viene sempre dopo, perché bisogna metterli in piedi così, bisogna un pochettino. Sì, è l'ultimo strato, vuol dire, venivi, spiegai a mettere. Dopo bisogna fare che quei piccoli bisogna tagliarli curti e sgalivarlo via. Sì, mi veniva un po' appoggiati per il piede così. La testa veniva come qua. Ah, capisci? E qua resti al buco e dopo gli la mangiare dopo al buco. E qua non c'è scritto, qua c'è messo in redazzo la carbonaia fumante, il fogliato. Deve arrivare lei fin qua. Perché si sbassa dopo? Il fuoco lei fin qua, dopo deve venire. Ma cosa vede che il fuoco era qua? Perché qua è più piano. Si fracca dentro. A manca lì in tu che se corre poi ciapa in cima, no? Ciapa qua, sulle ponte qua così, poi niente. E a manca niente in do, lui là dentro. La legna la si strende. La si strende? Il carbone è piccolo, allora. Ovvio, ma qua era ste tole qua attorno, perché lega? Non è tole qua. Cosa segue? Queste qua le quelle che c'è la terra, ti si riesca a vedere in piedi. A cavalli mettevi così? Sì. Fatti la terra. Anche la cintura bisogna mettere per fare. La mettevi? Sì. Sì, quello che mi domandava infatti, sennò come fai a stare sulla terra? Lei si mette una sacca di rovatra, la grossa come un detto così, e dopo la c'è dentro. Come una sacca? Perché bisogna sacca mettere di stroppe così? Di stroppe sì. E trovavi stroppe là in giro? Stroppe che ne trova. E se mette i fogliaroi che è così, no? Perché ne dentro questi bisogna mettere quelle frasche là dopo la terra. Secche o? No, verde. Verdi. O se no d'assa di pino. O se no di pino. Per cui mettevi direttamente sulla legna? La legna. E in cima. E solo mettevi a terra. Sì. Quindi serviva anche per tenere a terra un poco? O bisogna che la si attacchi là la terra. O cosa serviva che foglie messe sopra prima? Perché non vai dentro la terra delle linee? Ah, ecco. Capisci? E in cima là su quelle che dice lui sulla testa si metteva foglia strano, e là la stava. Dopo, una volta finito il poiat, il castellotto stroppavi? Una volta dato che fuoco? Dato fuoco, là si aveva sempre da mangiare. Dopo a sola. Il castellotto? Dopo a sola. Se metto il forigone, una stanga in piedi, dopo al buco. Da in cima bisogna andare fino in fondo con la stanga. E là si dà da mangiare. Sempre per il castellotto? Si butta sempre dopo. Se va storto, allora si dà da mangiare anche fuori del castellotto. Ma si va dritto sempre nel castellotto, finché la pianista bus. Sempre. Finché quante se ne butta? Finché la pianista buco. Ma ormai 3 giorni, 2 giorni, 30. E dopo che hai detto che durava 8 giorni in diesel? Del fuoco sì, dura, ma non si chiama mia mangiare finché. Ah, è mangiarsi che dall'inizio ora? Finché lei da qua, finché arriva fin qua così e dopo non si chiama più mangiare. Perché?
Perché sarà il buco se coso da solo. Come qua, ora qua era ancora devo mangiare, appena finito di mangiare. Proprio, ecco, quella aveva appena finito di mangiare, forse che ne si è data ancora qualche volta. Finché fumava qua su gli dava a mangiare. Perché dopo non Perché bisogna fare i buchi qua, tutto attorno qua. E quei buchi facevi basso o A alto? basso bisogna fare 5-6 a basso, che grossi così, perché respiro. Grossi così quanti centimetri? Per respiro. 7 centimetri. Sì, uno distante da un lato sarà 2 metri. 1,5 metri o 2. Sì. E dopo qua si fa tutti i fissi così. Anche, ma dove? Anche sul pogliato qua? Sì, sì, qua due fili. Una che dove che nel fuoco e una dove che la fumare perché la vengono sempre in due il fuoco. Per farlo sbassare? In due, sempre in due la vengono. Qua non si vede busi però ora. Si vede che là la carta, ma si ha tutti i busi qua. Perché se ne scoppia, no? Se non è respiro, la scoppia. Come una castagna per dire. Allora, tutto bisogna che fai il busto attorno. Una volta che caccia per fuoco, che fai i busi? I busi. Sempre da alto? No, prima bisogna fare i busi. Sotto? Sotto. Vai tutto là respiro, no? Ecco, dopo ma... si da cima e lui arde sempre In due. Sì, ma i busi alto, quando si chi fai ora? Quasi subito si fa. Quando che caccia per fuoco? Sì, appena che c'è la fronda qua su bisogna fare i busi paratori. Perché il primo giorno il ciapa, no? Si vede che il ciapa, dopo come stamattina, come stasera, non si viene su col fuoco. E allora comincia qua su a mangiare, andare attorno, e dopo si comincia a fare qualche buco paratori. Quanti busi? A seconda Conforme la grandezza che l'ha. Ma non era come quei basso 1,5 metri? No, qua bisogna fare ogni 20 centimetri. Ah, proprio? Ma sì. grossi quanto adesso? No, come un detto, sì. Ah, pochi? Sì. Con cosa hai fatto i busi? Con legno così, si spiegava. Guarda come si fa. Ah, visita, se passava in mezzo alla terra? Sì, la terra. Ah, ho capito. Qui è una riga, dopo un'altra qua visperi così, sempre visperi, vero? Sempre così. Ecco. Ho capito. Io sarei ancora buon farlo ovviamente. Come fuoco ora? Quando che arriva a basso dopo si cava fuori il carbone. Ecco, ma il carbone mi ha detto che si cava come sbucciare un'arancia, mi ha detto, a terra si attira via di qua se che gira attorno, è vero? Mi ha spiegato un certo Livio Vergerio sto fatto. Sì, si trova qua Livio Vergerio. Adesso già Varese, sì. Si ciapa così, e questo si butta sempre fuori così. Sì, ma così. A terra del pogliato bisogna tagliarla, tirarla via. La via addosso posta perché l'asciutta è calda. Ah sì? Sì. E ora se comincia da sotto? Da sotto, qua, così. Poi volta via così. E venga solo da su, e quell'altro correstel tira fuori il carbone così. Ma è a terra, non occorre tirarla via? No, la viene da sola. Ho capito. Sì, perché è Quando calda. subito tira tutto sotto il carbone. Viene A terra viene tutto da sopra perché le asciutta, no? E non si sporca il carbone qua a terra? No, perché? non si sporca, no, perché del sud, calda. Sì, ma come si fa a separare la terra dal carbone? Correstel. Correstel. E dopo sgobel. Si trasù così, con sgobel. Ah, ho capito. Una forca qui. Sì, sì. Forca che ha 10, 12, 14. Fatta un po' Arco? Sì. Arcuata, sì. E qua viene. allora tira sul carbone e la terra resta là, no? Ti darà ancora dietro qua. E sgobe lo cago io. Dito poco, bisogna fare fotografia e attrezzi. E insomma, così si tirava via il carbone, non mica detto sbucciare come una rana. Sbucciare col badil. Così. Così. Sì. Sempre da sotto, sempre però hai detto girando attorno, è vero? Sempre attorno. Ecco, girando sempre attorno. E dopo uno fa quel lavoro là, non lo butta fuori così. È come che tira dopo il carbone, lo butta fuori. E dopo che ne mare uno o due correstel che tira fuori e lo mette da una parte e poi dopo l'ardenca bisogna studiarlo. Con cosa? Con l'acqua non si studia, o se no con la terra, ma è più facile con l'acqua perché la terra sta viva 2 giorni sotto la terra. E invece con l'acqua si studia? Con l'acqua si studia subito. Sì. Ecco, e a terra, quando che mettevi solo il pogliato, che terra era? Terra particolare? No, una terra normale? La terra normale, la prima volta le fa via, quando è genuina la terra. Dopo con la cota si fa molto meglio. Dopo ributtavi sempre la stessa? Sì. Quasi cotta? Carica diciava un po', ma... Perché è meglio quasi cotta? Perché la sta su meglio, più leggera. Sì. Ma il compito della terra, qua è quello di fare in modo che non si brucia la legna?
Quello di purificare la legna è tutta la terra purifica la legna, la cose senza fare la fiamma. Se lui va fuori quelli lì, Le arde, se non la perde con la terra, E se... resta tutto dentro. Se passa viene il carbone. E resta dentro tutto il calore della legna che fa molto più calore, insomma dopo il carbone sa cosa che... Guarda che bei che vieni fuori qua. Fare una piazza che stia su un pogliato di 50 quintali. E pensiamo quando lì che devo 5 quintali a fare un quintale di carbone. Ogni... 5 quintali di legno e uno di carbone, vero? Sì. Così mi ha detto. Sì. È meglio. 100 quintali di legno con 500 di carbone con 500 quintali di legno. A fare 100 quintali di carbone, 500 di legno. Ecco. Ma di solito quanti quintali veniva fuori su un pogliato? Ma qua noi i picchi si fa 50-60 quintali. Ma dopo mi sono stata carriera in Jugoslavia, se a Salugo qua, e lì fianco al 100 passa, Sì. 6 quintali. E... Ecco, pure che fotografia qua ieri contro luce. Qua facevi più piccolo qua nella zona vostra che non in Jugoslavia ora. Sì, Perché? Perché questo qua è un monte ripido che era una montagna. No, anche per pera, ma più perché qua i boschi cedui, invece lei gli ha dato fusto. Io posti più grossi. E che differenza che c'è fra Cedo e Alto Busto? Qua voleva monte, qua voleva fare più piazze, no? Invece la via tu fai una, tu puoi fare per muovere 200 quintali di carbone o anche di più. Qua a fare 200 quintali di carbone nella stagione voleva una famiglia. E allora voleva più piazze, più... capisci? E il motivo per cui andavi all'estero ora era per quello che trovavi più bel carbone ora? No, più bella legna? perché qua non veniva lavoro. Non era abbastanza lavoro. Come non era lavoro? No, Sì. qua veniva per 2, 3 famiglie, 4, 5 famiglie che lavorano qua, tutti. Io ero più fortunato era quelli che stava qua, in un certo senso. fortunati così, perché io a casa, ma se no, come soldi fossi guadagnati più da lavorare finché voleva, perché non gli diceva nessuno, le ore le faceva tutte, anche la notte. E il motivo principale era quello, insomma, che non bastava per tutti il carbone qua nella zona. No. Erano per tutti qua. Anche qui a Solagna per esempio. I Giancalori veniva io in Jugoslavia, Giancalori. Sì, si trovava. E come mai Solagna e Valtri? Come mai proprio i vostri due che paesi? ha cominciato così, no? Quasi è stata l'origine di questa tradizione. Ancora dai nostri nonni, i nostri avi, prima. Ma forse perché qua che era il porto? Perché c'era il porto, poi i primi tempi qua gli ha cominciato insomma, a fare carbone qua. E chi ve la insegnava? Come vi imparava altri? No, l'idea una volta l'idea I Carinti anche. Jugoslavia ancora mio nonno, vuol dire che era 60-65 e mio padre era 92 verso 1905 così. Idea in Austria, idea in Germania fa carbone. Si partiva qua a piedi. Entro la dopo Jugoslavia, dopo la Croazia, dopo là. E là sono iniziati a fare carbone, e dopo gli visti qua, e a continuare. E mi penso che mi imparare a fare carbone. Mi so che mio nonno mi contava, adesso mi penso che in una stagione l'ha fatta un po' solo. Un pogliato solo, perché? Da grandi insomma. Dove questo? Lei dove? Via per Jugoslavia, anche lui. A Iraq. Gairak? Sì. Dove era? Vicino a cosa? Vicino a Lubiana? Vicino... Lascia da quelle parti là. Perché adesso i nostri qua, dopo il 30, l'idea qua vicino, che era Jugoslavia italiana, no? Dopo la guerra qua. Sì. Prima, che era ancora Austriaca, tedesca, sua, slava, cosa l'idea era? entro proprio sull'interno. A Bosnia, che parte... Qui in Sì, Bosnia. in Bosnia. Sull'interno fa carbone. In Bosnia proprio in E altri posti che andavi in dove? Sempre una volta, anche in Carinzia, ora anche sul Cansiglio, sì, Cansiglio, qua il Friuli. anche in Cansiglio dove? Sul Cansiglio? In che paese? La foresta. Su alto, sul... No, lì a 1000 metri. Sì, ma siamo andati dentro questa foresta grande alle Faggi, Sì, io ho fatto 2 o 3 anni, mira. Sì? Prima l'hanno fatta. Che località era, si ricorda? Piano Osteria? Piano Osteria, ma non carbone. No, fa legna. Ah, tu visto. Sei il legno? Ma prima che ne era di qui, qua i Mastiei, che ne era Bettia, che ne era qua tipo Panini e tanti altri che sono stati su a lavorare 10-12 anni di carbone. In quale piazza eravate tutti? Su dove? Sul Cansiglio? Sì, in quale piazza. Sempre in che zona? Sempre là in dei piani, contorni là del Cansiglio. Col Faggio praticamente? Col Faggio. Là bisogna pensare che ne faggi più grossi di fusto qua, gli altri così. E quindi andavi ben col Faggio o andavi ben col grosso o meglio col piccolo a far carbone? Col piccolo da me. Sì, perché? Così, roba così.
Perché se va meglio adoperarla allora. Poi viene fuori meglio che il carbone. Sì? Sì. E allora Perché come con la mai? stera, roba da stera, viene fuori più tocchi. Perché vi toccava spaccarli quei grossi ora? Sì, sì. Allora, due lavori da fare? Due lavori da fare, sì. E era un lavoraccio insomma. Dopo in poi va di Soldana, Anche? dopo in sulla Valtellina. Anche in Valtellina? Sì, Sempre I vostri qua da Marziale? Sì, Sì, in mezza Europa? Ostia? Sì. Come mai? Invece... lei adesso misterno e altri lavori qua non era perché non hai. Neanche io ho 3 contadini. Io ho 3 Ma contadini. Vatti, sì che hai fatto i soldi che eri commerciante? No, soldi. per dire i soldi, insomma, voglio dire, stavi bene insomma come che avevi in impresa? Ma i lavori di pide di qui che andate al bosco. Sì, perché? Sì, perché Cosa avevi da fare? I lavori che... Cargarlo, menarlo via, e distribuirlo, dopo Sì. bisogna... saccarlo. E a chi lo portavi i Valtteri? Ma si portava ai venditori. Cioè chi eri? Mettiamo a Trieste. Beh, no, di Trieste lo si portava. Ah, no, Valtteri lavoravi qua nella zona, ora? Ma dopo una Treviso. Ah, ho capito. Da qua, Valtteri lavoravi con i vostri qua ora? Che era pochi che abbiamo visto. Invece da... E ora dove li portavi il carbone? Si portava da Treviso, Vicenza, Mestre, a commercianti al minuto che dopo li vendeva. Ma l'uso che faceva di sto carbone era Al posto del gas. Al posto del gas? Per cucine insomma? Poi la cucinetta, gli aveva una cucinetta come sta qua, una più grande, con tutti i suoi busti, tutti metteva al carbone. In città praticamente? In città, non in campagna? Anche in campagna. Mica aveva i legni in campagna? Ma le leghe sa, fa proprio le leghe, farò una pignata del maestro, non so, io provo, lei mi sotto mezzo chilo di carbone, tutte le sue Io ho canelle. cominciato con la guerra qua a stilare le linee così, prima del carbone. Tutto carbone? La maggior parte. Ora io portavo questi rivenditori nella zona del Trevigiano, soprattutto fin Vicenza, non verso Supa montagna, No, Supa, Beunese, Cadore, no? E si arrangiava. altre zone piazze, sono qui a una romba, per esempio, la Valle di Soldana, la Valtellina. Facevi carbone che su in Sì, Longarone? neanche là, dopo gli imparava la gente. Il carbone, sì. Sì. Non era solo qua che facevi Dopo carbone? gli imparava la gente, dopo, Ma prima tutti erano sempre i nostri che prima di tutto. Andavi a fare carbone su a Valle a Longarone? Partiva la famiglia, qua perché partiva con la famiglia completa, poi c'è grandi e 100 che era 8 di quindi lei si faceva una baracca da lì, e lei viveva Sì, 7-8 questo... mesi, 7-8 mesi dentro là. E Valtteri andavi anche a Longarone ora a fare, per dire? Da qua sì, da su anche a Longarone, poi a Sì, sì. Lontana, Ho capito, insomma Valtteri o distribuivi così all'ingrosso ai grossisti, insomma ecco, si portava i rivenditori. ai rivenditori. Se ricorda i prezzi, ad esempio l'ultimo anno che Gavi lavorava, quanto andava? Se ricordi? Mi ricordo che lei che registro mica io. Come? Lei registro mica? E lo vai ancora? Sì, ma bisogna averlo con lei. Cioè perché vengono a fare una fotografia? Sì. Un giorno, poi vengono a mostrare queste fotografie. E lo menea qua, menea fuori 7-8 sacchi al viaggio. Qua slitta. Sì. Ai primi tempi lo portava fuori con la schiena. Ma solo che d'inverno qua slitta? No, come adesso in piena estate. È slitta, sì, è Sì, slitta. con i ferri sotto la zitta. Le lame insomma, noi Sì, abbiamo le larghe come una mano, io ho ancora la zitta quella qua. E la gallo? Sì, ma la ho qua via te la Porca vacca, ora mi bisogna che vedrà trattenassi. Ora io Rinaldo Vergerio, di che anno è CEO? 25. 25 e mese 30 dell'8. 30 agosto 25. Ora sei nato sul bosco? No, io qua del sono paese. qua. E io invece che si chiama il nome suo, non mi Il nome Giuseppe Vergerio. Giuseppe Vergerio, anche io. Sì. Io sono parente di quel Deon. Sì, Che un poco. si chiama Deon, no? No. La mia moglie si chiama Vergerio quella. Ok, niente. E Giuseppe Vergerio, no, perché mi hai detto che... Ora io mi dicevo Giuseppe Vergerio, nato, giorno e mese? Il 30 del primo. 30 gennaio del 1924. 24. E sempre qua in Marziai Qua è Basso. nato a Marziai di Basso. Insomma così mi dicevi del carbone, l'ultima volta quanto andavi Gavito? Se ricordi? Oggi non mi ricordo niente. Mi ricordo. Ma cosa compravi ad esempio con un quintale di carbone? Cosa si poteva comprare all'epoca? Dunque, una volta si portava alla destinazione ai rivenditori 25 lire al quintale, mi ricordo. 25 lire al quintale. Qui che lo faceva 8-10 lire. 8-10 e anche 11 negli ultimi tempi qua, perché non fatto anche mica trovata dopo la guerra. Come prima della guerra. No, mettiamo gli ultimi, proprio alla fine, l'ultimo, mettiamo l'ultimo. Non mi ricordo niente. Era su 1000 lire al quintale. Così tanto?
Sì. Allora dopo la guerra le veniste... E costì è stato franchi di lì. Sì, sì. È stato un momento che da su, dopo gli ultimi momenti andava bene, insomma, c'avevi qualcosa anche a altri di carbonari? Insomma, se c'aveva qualche cosa, sì. Ma non veniva più boschi. Perché non era vivo così? E a finire. Quando le più grosse erano così. Ma chi li ha tagliati ora i boschi? Qua con una quando la guerra era tutti a casa, lavorano con Arasa in base ai tedeschi, e allora il paese veniva... E tutti andati sul posto, anche qua che era tante poste in comune della Lubiana e anche all'ospedale della Lubiana in proprietà. Insomma, in Italia tutti così, tutti si arrangiavano, a fare in Nessuno dice niente? Cosa voglio che dire? I boschi qua, sta montagna qua, come si chiama quella di Dio? Qual de Tuche? La Tuche. E che geo, sotto basso, qual de Tuche? Comunale? No, il comune che non ha neanche finito. Il comune del demanio solo le rocce. Ma una volta era comunale? Sì. E ora altri facevi aste, ora partecipavi a queste aste, mi spieghi come che era la faccenda? Ma tutti i comuni, il comune della Lubiana, l'ospedale della Lubiana, il comune di Mel, o il Vas, o il Seren, la di anche sul Grappa per diverse. Sul Grappa. Cioè Val de Seren? Val de Seren, su, tutti i boschi che erano, 3-4 anni, allora, lì all'asta, al miglior offerente. Come funzionava queste aste? Ma o era la candela, cioè come candela vergine, no? Come sarebbe questa candela vergine? C'era 3 candele, allora uno offriva 100, per l'altro 120, per l'altro 125, finché l'ultima offerta che si studiava le candele era l'ultima offerta. Era valida? Prima che si successe che la candela finisse, un cerino quel che era, uno doveva fare un'altra offerta e si non restea a quella precedente. Ma se era 3 candele? Sì. Che doveva studiarsi tutte e 3? Tutte e 3, quando che candele tutte e 3. Tutte e 3, finché c'era un poco di luce accesa? Ecco, uno può offrire ancora di più. Quando che tutte e 3 candele si doveva studiare? Allora l'era legittima alla ultima offerta. Come si chiamava? Candela vergine? Candela vergine. E dopo, oppure che ne era busta segreta. No, ma la candela vergine, quanto grande era? Gli cerini, un po' più di cerini. Ah, candelette piccole? L'attimo. Che dura nel secondo, nel minuto una roba così. Andrà poco? Candelette piccole era? E di solito era qui fatte, principalmente? In principio era così, dopo invece bisogna fare la busta chiusa, e uno... Ho capito. Che si chiamava candela vergine. Interessante. E quando uno restea vergine, cioè che nessuno IP aveva offerto, restea l'ultima offerta. Ho capito. E uno si sentiva dare di più che di più, sì no. E io ero tanti che partecipavano a queste aste con la vostra? E ora fa conto che non era iniziali, anche là che ne erano commercianti, dopo che ne erano miei commercianti, dopo ne era qua, dopo che ne era... Tu ieri qua da altri, Uiu e Soragna? Sì. Sì. Diretta. E dopo? Dopo che ne era San Piero. San Piero qua poi. Quelli dell'Entiari. L'Entiari per esempio che era Piazzetta, che era Gelisio. Piazzetta cosa? Non mi ricordo più il nome adesso. Non era visto? Beh no, che no, quella dopo hanno fatto qualcuno. Piazzetta Piazzetta e dopo la Gelisio Vittorio. E il nome è Piazzetta non mi ricordo. Vabbè, non importa. No, Rino Piazzetta. Dopo che era da... Adesso cosa fai sti commercianti? I morti. Morti, hai messo fiori? No, non lavora più, sul carbone, non lavora più sulla legna. Ecco, e a San Pietro Megaditto, dopo Miane chi era? Miane era una signora, non mi ricordo più come si chiama, perché ha passato 30 anni, 40 più su quanti. Ecco, comunque, vabbè, poi arriva il PB gas praticamente finito il carbone. Quando arriva il bombo del gas, anche prima, perché prima perché dice prima? Qual era il motivo prima che aveva cagato? Perché costava massa? Il gas in città arriva prima, o sui paesi più grossi, danno altri arriva dopo, ma altri quando c'è bisogno anche del carbone, perché c'è sempre una linea per cui non è che si fesse pannoraggio di carbone. Quando tu fai niente di carbone, fussi di femmine stirava la roba e mettete il ferro. Col ferro a stiro, basta. Un chilo di carbone, poi
passato dell'anno, insomma. Ho capito. E anche io ero sempre in giro per il mondo con questo carbone. Sempre, Io dove sono nato? Qua nel paese? Nato qua nel paese mio. Ma E ho cominciato ad andare, quando ho 14 anni, a fare il carbone, sono andato in Jugoslavia. E fino a 14 anni cosa facevi? Qua con le bestie, con il nonno, con il papà, è sempre così. Sei contadino insomma? Contadino, così strada mestiere. Sì, erano le bestie. Avevi terra o no? Sì, che era fiare terra, mio nonno. Cioè quanta terra che avevi? Non so, fra boschi e così, dalla 7-8 metri di E con qui non vivevi praticamente? viveva, metti che sei che viveva, ma Mi cominciava. vivevano arrivato che era poeta. Sì. Siamo nati in una famiglia un po' numerosa perché sei 7-8 fratelli, dopo il nonno, dopo la nonna, dopo i genitori. E allora qui i vecchi dove toccava andare a fare del NIT E via a far bosco, fare a carbone. servire. A servire. Sì, Era qualcuno andava anche a servire qua a Merziai? tanti che. Ma che servire dove? Sulle famiglie più grosse, sui contadini? La famiglia per esempio, trovava subito dato 2 a servire. Ma dove? Dei contadini sempre? Sempre dei contadini del paese qua O insomma. anche andare a fare carbone, l'idea sul pacchi, si portava io. Servitore carbonaio? Sì. E cosa ci fare un uomo così? Ho fatto, Da mangiare. ben di quell'anno c'è una bella stagione, e al Marco sentii chi diceva, in 7 mesi c'è 900 lire, È come servo carbonaio ora? come servo. Gli chiamavi servo o operaio? Del 39. Servo. Proprio il nome era 39. servo? Che titolo era? Servo carbonier? Cosa? Servo e basta, Servo. doveva fare tutto quello che doveva fare, servo. Servo. Servo quel che Sposato, io ero sposato, il 39 che dice, 15 anni scarsi, a casa fa 700 lire, 900 lire, 900 lire. in 7 in mesi. 7 mesi. Ma da che famiglia sei andato? Lei è una famiglia, qua adesso è il mesio, insomma, a parte della moglie. Ma sei sempre un vergerio. Dico chi? Irina. Anche Ie? Gelindo. 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 A proposito, io soprannomi, guardi, tutti sti vergeri, avrei un soprannome uno o qualche altro. Sì. No? Io che soprannome avevo? Baby Cook. Beppe Cook. E quell'altro vergerio che dicevamo prima, Ancora Baby Cook anche lei. e Beppe Cook anche quello. Sono figli di fratelli. È Lidia Vergerio che sposa Raimondo Solagna invece. È Che Vergerio Capera. sì, che soprannome che ha quella? Cansegalli, Come? suo padre che chiamava Cansegalli, Cansegel. cosa che chiamava il suo nome Iove. Giobbe. Giobbe o Cansegel? Non è Iove. Giobbe. E Cansegel chi era invece? Il soprannome, aveva il soprannome, Era il soprannome. Erano due soprannomi, uno Giobbe e uno Cansegel. a una lei so che, E Raimondo Solagna, che soprannome che avevi io? A Salvedella, suo padre. Salvedella, Salvedella. che sarebbe anche una montagna qua. stia là. Poi vedi che le case ultime là. Ah, E quella. ora stia su in cima, l'ultimo io también a Salvedella. Siccome quando venne la montagna che si chiama Salvedera, che sarebbe l'ultima qua, che dopo si vede dopo Armiane, e lì perché io metto il nome Salvedera, dentro della casa non ne ha più, E ha quasi proprio il confine anche col provincia di Treviso, era praticamente Dea. ma può andare un bel poco avanti. Ah, ma proprio- Guarda che le 4 comuni, che ne Seusin, Vas, Lentiai e Valdubiare. Tutti in Tenaval. Sì. Che sarebbe Valde? Qua, la della Corte, Val Padova. la Val Paola. Val Padova o Val della Corte? No, Paola, Val Paola. Paola. E onde che arriva ai confini, lì la Corte, Diciamo la Corte. la Corte. Ho capito. Il quadro confine. Insomma, anche a far servo ci paga qualcosa ora? Non stava mai. Insomma, anche lavorarmi da una parte. Cosa facevi un servo ora? Tutto? Cosa che faceva? Tirare il secondo tutto il giorno, la manera era un chetto, portare legna, e io così su. Tutti i mestieri che veniva da Questa è fare. con la palla in giù. Il peso era? Questa è con la palla in giù. Perché era il parone, io facevo il parone. E la lavorava sì. E lavorava finché si voleva. Ma Bravo. che ha fatto il servo ora? Anche io. 500, faccia pa manco ora io. Il 40. Del 40, io ieri invece del 39. Capito? Cioè dipendeva insomma. E che era tanti che andava a servi, insomma, tosati così. Dipende dalla confidenza magari dell'uomo, perché te c'ho in consegna. Ma tutti lavorato, se te, i bambini, donne, tutti. Perché a Boni l'aveva tutti. Tutti, Tutti, sotto. tutti sotto. E partivi in treno insieme o
o dei gruppi di Sono famiglie? partiti con la macchina, quale uno qua da Vas. Come si chiamava quello da Vas? C'è un altro che Romolo. Romolo cosa? Ora, Corà. Soprannome? non so, non le so quello. Uno da Vas, insomma, che macchina che avevi? Aveva una Fiat, aveva 501. 501. Che era cosa? Come si chiamava? A Balilla? No, la Polina aveva uno, 501 e dopo aveva una 521. E tanti degli altri carbonai Era andava? intero da Rio, no? E là siamo te dentro, Quanti c'è che stava? mi lo so perché che volta sono partiti qua per me. Se a me, Cipriano, Isaia, Lindo, Lino. Io magari mi pare aveva questi fiori da mandarlo via, e a casa si arrangeva sopposta e così si andava, no? No, Scapoli, quando non era Scapoli, l'altra parte del Franco. Sempre col sistema, oltre che del carbone, col sistema delle vergini, adesso per sapere il tocco del bosco. Da qualunque asta, no? Sì, sì, È qualunque stata asta. legna, è stata Sì, sì, sì. è stata una asta e si la candela vergine. Era sempre lì prima da carbone. Quando che eri sul bosco andavi a camminare qualche volta? Veniva il prete a dirmi Sì, davvero? il bosco, sì, Quando? da Sant'Antonio, da San Piero passò. 2 o 3 volte insomma. Ma riga una volta soli tengo sta. In Jugoslavia. Non in Jugoslavia mai. Non avevi mai? No. Beh, non so. Qua nella zona? Qua nella zona gli veniva qualche volta. Perché da... Ma Rieca. Allora c'era la festa a San Antonio. Ecco, avevi un vostro santo, non so, che ieri... San Antonio, dei carbonai, che c'è il San posto? Antonio. No, a San San Alessandro. Alessandro. San Alessandro. Ora facevi una festa a San Alessandro. Sì, quello è il 1° marzo che non era. Che festa facevi? Una festa così del paese qua. Ma non era Santa Polonia qua, festa del Ma paese? qui avevi Lui era il patrono del paese. E San Alessandro invece era il patrono dei carbonai. Ecco, ora che festa facevi, Valtteri? Sì, a messa, sì, a festa. Mi aveva un po' di nombre. Ecco. Tira su un po' di soldi e Io dopo... mi dico tante messe, grande lista. E avevi delle storie, non so, che vi contavi in mezzo al bosco qualcosa? No. Poi c'è... Non stai a tempo a contare la storia. Niente tempo. Solo lavorare. Lavorare perché dopo che si è finito di lavorare si dormeva in piedi. Dalla stanchezza che avevi ora. Lavarsi il muro se l'aveva un'altra al mese. Ecco, poi lavarvi, dove andavi? Sei al posto. Avevi visto che il posto era avere... Sei al posto e poi dove ci metteva. ma era sufficiente per bere e lavarvi tu. Per forza dove non è acqua corrente, non è servizio là. E il gabinetto dove andavi? Una busa? Ora al bosco. Ah, per il bosco? Non era abusi posta? No, non aveva tempo a fare quel mestiere. No. Ma che ne è, stai posto da nascondere secondo me. Sì, me lo metto in dubbio. E le fave il bagno, altri in tutto? Il bagno se viene a casa, al momento dei mastelli, fossi una volta in vista. Una volta in mestare. Anche se era un torrente, non capitava mai trovare un torrente vicino. Qua acqua non conete i nostri montagne. E dove scendeva a casa i rari. Insomma, stavi sporchi e passi, come che si dice? Forse, insomma, se si l'aveva qualche volta ma... No, ma voglio dire, non avevi tutte le comodità della come valle. adesso, Non era un bagno, dopo si faceva bottiglie di acqua, si teneva del posto, no? Toccava, quando si tiene la bottiglia, toccava mettere una strada, o fa fuori da nas, per poter bere, perché poi tutti i bis bianchi, tutti i rossi, no? Le due bottiglie di bis, e poi tornare ancora a bere, che ci si voleva bere. Ecco, sì. E quando entro le bestie, quando che ne le fuori. Come si chiama io? Colle Antonio. Come? Colle Antonio. Colle Antonio. Soprannome? Pinacetto. Pinacetto. Classe? 24. Anche io insomma che ho provato a bere. Buona che acqua è? Sì, buona. Sana. Sì, sana. Nessuno gli fa il tifo. No. Niente. E ora, come è questa storia? Adesso invece che i riservanti che mi inquina... Quel poco di maiarche che ne ha, lei è genuino. L'acqua no, non era tanto genuina. L'acqua lei è genuina che qui la meglio adesso. Anche se avevi i bisi. Sì, anche se aveva i bisci. Se feano al poeta, se feano di video, al tre perché non era da mangiare per insieme. Io andavo su con la famiglia anche io. Se vi era come socio, servito, qualcuno è stato a servire dopo una società, dopo stato
sempre poi calmando gli altri. Adesso via, 2 minuti, porta pazienza perché sennò non finisce più. Sì. Ecco. Qua mi ha contato una storia che il paese qua che era il prete una volta è andato via, porta via tutto, no porta via insomma, scampa via anche il prete, non scampa via, non ho capito più parrocchia insomma in poche parole. La parrocchia che il prete era stabile. Non è stabile o se... No, lei è stabile sul paese. il paese è stabile, non che ieri o qua invece una volta il prete. Perché? La casa l'ho fatta lui là dentro, che l'abitea Qui è con l'ombrione, No, no, quell'altro là Che pipì qui era? dentro. E perché adesso non chiede più questo prete? Ma questo non lo possediamo. La scarsità del preti. Perché pochi preti loro non puoi più Cioè non è che sia stato questione, non so, roba del genere, no. Viene qua a dirmi se ora ogni mattina. Ogni mattina? La mattina gli smessa. Sta stabile. Ah, non capivo. E ora sarà stabile è più grosso, se è un paese più grosso? No, scusi, Liceo è su qua. Sarà più comodo? Sì, gli altri comuni. Più comodo questo? No, ma sarà più scomodo è uguale, stabile. Comunque, ovvio, comunque... La comunità per prete tu dici? Il prete non so cosa che deve fare. Comunque, Qua non feste sti boscaioli dentro sul bosco non facevi feste sagre il giorno tali... Sant'Antonio e San Piero. Beh, Sant'Antonio però facevi, era di sta ora? sì. Era cosa facevi di sta? fare manica ubriacarsi. Sì, lì in paese? No, Anche nel bosco? Anche se era in Jugoslavia? Ah sì? Perché Sant'Antonio? Era un altro protettore, ora così era una tradizione. Una tradizione. Sant'Antonio si faceva festa e San Piero. e si mangiava il famoso Sant'Antonio e San Piero, 2 giorni. 2 giorni. E che altro santo che cosa si chiamava? Chiamava? Sofia qua in paese, San Alessandro. Ora avevi 3 santi ora. E a Sant'Antonio che avevi il pan, vero? Che mangiavi il pan vecchio? Sì, Il mangiavo il pan pan di Sant'Antonio. La tradizione. Ciuppette più questi. Sa tutto o solo qua? Era una, Vedi a Caruga ma che non puoi parlare? No, perché il pan solo adesso, qua un signore. Ho capito. E altre, lo teniva come medesina, mi diceva uno che sto pan Sì, con l'olio, sì, col sì. perre, se vero, faceva soppa come... Altre medesine che adoperavi, qualche erba, qualche roba, se uno aveva mai, cosa La per... male panza gli era un uovo col pepe. Ah, quello uovo col perre. Ho capito. È molto buono. Dopo gli aveva, quando mi aveva Sì. una botta, una barca, gli aveva la sonda. Cos'è la sonda? Il gas del maiale. De maiale. Ah, come si chiama? La sonda. Sonda? Quasi come una sonda. Il gas. Ya tenía dentro qua. Se uno si paga una botta, Io l'avevo hecho magari 2 o 3 anni sto gas. E poi si ondea questo. lo sa apposta deve entrare vecchio. Apposta il vecchio che cava fuori la botta, via fuori la botta. Contro le botte ora via sonda e dopo altre robe che tu devi, non so, Dopo- contro la tosse, cos'è? Se uno si paga... Tu se a tempo. non sta parlando. Era così lo creparpo. Così si aveva l'olio origine, non so. Cosa te, si aveva il mal di panza, si Quando mi aveva male di panza, io ondea la panza con l'olio. qua songa? No, con l'olio. No, qua Quando no. diceva Olio, sangue, olio, semi. quando diceva sangue li mettevano olio o aceto. Anche, sì o no? Ma la testa gli metteva l'aceto. Ecco, ma la Si testa. aveva la testa a zero. Sì. E dopo? Ma di panza l'olio e semi dobbiamo farla. Che olio che avevi Valti, di semi o di oliva? E se usciva sangue, nonno. Ma ti oliva che non sai cosa voleva dire. Ecco, altre erbe che tu avevi, non so, il campo. Erbe dopo veniva la malva, Cosa servivi a Malva? per rinfrescare. Ma la tua avevi sì o no? Facevi... Come non i bidoni, mi sono di 40 anni prima del bere. Ma i piveti erano malva, una camomilla, Sul bosco, cos'è che tu avevi su altre robe, insomma? la gnapa, Gnapa. la bottiglia di gnapa, ma la portai ancora a casa se non Corea. Se non era gigante. Qui era la medicina principale. Ecco, qui era una più grossa che aveva. Vignente. Vignete, quell'acqua che vi ho raccontato prima, quell'uomo là. Ah, quella? Qui bis,